Le famiglie padovane spenderanno fino a 3.000 euro in più l'anno a causa del caro bollette. Lo stabilisce una nuova indagine dell'Adico che ha calcolato il peso economico per i consumatori padovani dei nuovi aumenti, rincari del 122% per chi ha tanti figli. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 31 gennaio 2022. La prima notizia del giorno riguarda il caro bollette, gli aumenti sostenibili, insostenibili, che mettono a rischio le famiglie non solo padovane ovviamente, ma di tutta Italia, e il rischio è quello della povertà. Vediamo questo studio pubblicato dal Mattino di Padova di oggi sul caro bollette. Ci sono 4 diversi calcoli, uno riguarda una famiglia di 3 persone, uno la coppia di anziani, uno invece il single e infine c'è il caso della famiglia numerosa. Ma quello che subito balza agli occhi è che in tutti i casi la spesa per elettricità e gas a fine anno sarà più che raddoppiata rispetto all'anno scorso. In questo modo una persona che vive da sola prima dei rincari spendeva 215 euro in energia elettrica, 560 euro di gas per un totale di 775 euro. Ora, dopo i rincari, spenderà 376 euro di energia elettrica, 1200 euro di gas addirittura in un anno, per un totale di 1576 euro, cioè un rincaro di 801 euro sui 775 che spendeva in precedenza. Lo stesso per tutti gli altri scenari analizzati. Ovviamente la stangata sarà particolarmente significativa per le famiglie numerose che dai 2.425 euro circa che spendevano prima dei rincari si trovano ora ad affrontare una spesa di addirittura 5.300 euro l'anno per gas ed energia elettrica. Insomma, aumenti veramente insostenibili, anche perché, come sempre ho detto nelle scorse puntate in cui già si è parlato di questa nuova emergenza legata ai costi dell'energia, ebbene i costi dell'energia crescono assieme anche ad altri prezzi, come ad esempio quelli degli alimentari nei supermercati oppure quelli dei listini dei bar e dei ristoranti. Insomma, è l'aumento dell'inflazione, ma è in particolare il caro bollette che colpisce le famiglie, le lavoratrici e i lavoratori italiani, ma in particolare qui abbiamo un'indagine sul territorio del Padovano. Ebbene, questi rincari ovviamente, come ben sappiamo, non vanno di pari passo a una crescita degli stipendi che invece sono fermi al palo da anni, anzi da decenni. L'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea dove oggi i salari sono più bassi di 30 anni fa. Voltiamo pagina, parliamo di ambiente, parliamo di PFAS e quindi ci spostiamo nel territorio della provincia di Vicenza, a Trissino, dove secondo la commissione ecomafie del Parlamento bisognerebbe realizzare attorno alla Miteni una barriera, un muro anti-inquinanti. Sarebbe una struttura in ferro lunga 500 metri e profonda 20 attorno appunto alla Miteni di Trissino e servirebbe a bloccare l'inquinamento da PFAS Gen X e C604 degli inquinanti appunto che dovrebbero essere bloccati. Bisognerebbe mettere in sicurezza il sito. Dopo 3 anni di ultimatum bisogna passare dalle parole ai fatti, scrive la commissione ecomafie, e la spesa sarebbe di 5 milioni di euro che si sommano ai 25 necessari per la bonifica dell'azienda, che va smantellata. Sul Mattino di Padova di oggi, anzi sui quotidiani del gruppo Gedi, quindi anche sulla Nuova Venezia e sulla Tribuna, c'è un lungo articolo di Albino Salmaso che ripercorre le varie tappe e anche i contenuti della relazione appunto della commissione ecomafie. In ogni caso la priorità riguarda appunto questo muro che sarebbe la principale tra le azioni urgenti per difendere il reticolo idrico. 110 pagine di relazione in cui viene ricostruito il caso Miteni,
siamo circa al 30% del decommissioning. Ad aprile 2021 i lavori erano in ritardo di 3 settimane. Insomma, il Parlamento dovrà approvare una legge per fissare i limiti delle emissioni degli scarichi industriali su base nazionale, perché il provvedimento varato dal Veneto, dalla regione, non regge ai ricorsi presentati dalle aziende al Tribunale delle Acque. I nodi aperti sono vari, ma se ne aggiunge un altro contenuto invece nella relazione dei carabinieri ambientali del NOE, quindi un rapporto che punta i riflettori su quanto successo nel 2018. L'ipotesi è che l'ARPAV, tramite le sue richieste mirate all'azienda, avesse in qualche modo allertato, e quindi insomma che la Miteni sapesse in anticipo delle ispezioni e dei controlli dell'ARPAV. Questa l'ipotesi dei carabinieri del NOE. Riguarda in particolare la questione del Gen X, un particolare inquinante che appunto nel 2018 soltanto è stato indagato. L'allora direttore dell'ARPAV, Nicola Dall'Acqua, si difende spiegando che molto probabilmente i controlli erano stati vanificati da una probabile fuga di notizie, visto che nel luglio 2018 la stampa dava notizia che l'ARPAV era chiamata a ricercare il Gen X. Il NOE sostiene invece che Miteni sia venuta a conoscenza del problema Gen X non dall'articolo di stampa, ma probabilmente grazie alle richieste mirate di ARPAV iniziate a fine maggio 2018. Insomma, vedremo come proseguirà questa vicenda. Ovviamente sappiamo c'è un processo giudiziario aperto, la questione è estremamente complicata ed è quella delle responsabilità. In ogni caso, quel che è certo è che è un'area estremamente ampia tra le province di Vicenza, Verona, Padova, con una popolazione di circa 400.000 abitanti, è interessata da anni, verrebbe da dire da decenni, da fenomeni di inquinamento legati a PFAS e non solo. Voltiamo pagina, parliamo ancora di salute, ma in particolare di sanità e di piano nazionale di ripresa e resilienza, tra le cui priorità rientra la cosiddetta missione salute, appunto. A questa missione la Regione Veneto dovrà dare attuazione già in corso d'anno, e anzi a brevissimo si chiuderanno i primi bandi appunto all'interno del Recovery Plan, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta dei bandi relativi alle case della comunità, alle cure domiciliari, alla telemedicina, l'innovazione e la digitalizzazione. Insomma, sulla Nuova Venezia leggiamo che già nel 2022 dovrebbero essere attivate un centinaio di case della salute, una trentina di ospedali di comunità, e dovrebbe essere potenziata la rete dell'assistenza domiciliare. Ma non è questa la notizia, perché la novità invece riguarda un commento della funzione pubblica CGIL del Veneto. Parla il segretario regionale Ivan Bernini, che dice: sulla carta tutto bene, ma in quei contenitori, in quelle scatole, va inserito il contenuto principale, che è il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Ovviamente le case di comunità, gli ospedali non possono funzionare senza personale. È una carenza ormai cronica, strutturale, da anni denunciata appunto dalle sigle sindacali, va affrontata. Le proposte della funzione pubblica CGIL del Veneto sono chiare: eliminare i numeri chiusi nell'accesso universitario delle professioni sanitarie, implementare accessi, formatori e luoghi della formazione attraverso un investimento importante che guardi al reale fabbisogno di personale per i prossimi anni. Insomma, bisogna intervenire subito. Azienda Zero ha indetto un concorso per 725 infermieri e operatori sociosanitari, ma spiega sempre la funzione pubblica CGIL, questo servirebbe a coprire soltanto chi ha concluso o sta concludendo il terzo anno di laurea in scienze infermieristiche. Attenzione, se tutti accettassero l'incarico dopo il concorso non basterebbero nemmeno a coprire le cessazioni intervenute in questi 2 anni nelle sole aziende sanitarie del Veneto. Insomma, per riempire
le case di comunità e gli ospedali di comunità che si vorrebbero realizzare col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in Veneto servirebbero ulteriori 1400 infermieri. Insomma, non solo i 725 non bastano a coprire i buchi che si sono creati solo negli ultimi 2 anni, quindi solo nel periodo della pandemia, ma addirittura servirebbero altri 1400 infermieri per le nuove strutture che si vorrebbero realizzare, senza contare poi quelli che servirebbero per il potenziamento delle cure domiciliari e delle strutture residenziali. Insomma, in questo quadro è davvero molto molto difficile capire come sia possibile che ci sia ancora il numero chiuso nell'accesso universitario alle professioni universitarie e che ancora la programmazione regionale per quanto riguarda le assunzioni del personale e appunto la carenza strutturale degli organici, ebbene questa programmazione sia ancora a rincorrere l'emergenza e non a guardare il futuro dei prossimi anni, in cui grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in particolare alla missione sanità nuove strutture verranno realizzate. Proseguiamo ora con alcune notizie flash, parliamo sempre di salute in qualche modo, sì, perché l'emergenza sanitaria prosegue e allora prosegue anche nelle scuole. I presidi del Veneto si dicono esasperati, non siamo dei medici. Qual è la questione? Le regole che cambiano ancora per le scuole, la quarantena dovrebbe durare 5 giorni, alle primarie la DAD scatta con 3 contagi, insomma, cosa dicono i presidi del Veneto? Non è possibile scaricare su di noi i compiti delle aziende sanitarie. Abbiamo appena finito di aggiornare l'ultimo protocollo, dovremo cambiarlo per l'ennesima volta. Le scuole, insomma, tornano a denunciare l'aggravio soprattutto burocratico, ma non solo, che dalle strutture sanitarie viene in qualche modo scaricato a loro. C'è un'altra polemica sempre in tema di emergenza Covid e di tamponi, in questo caso è una polemica tra il direttore generale della sanità Luciano Flor e i pediatri, sì, perché nei giorni scorsi Flor aveva sottolineato che i pediatri in Veneto fanno pochi tamponi, soltanto il 3,2% sono effettuati appunto dai pediatri. Replica la FIMP, il segretario e il sindacato che rappresenta quasi tutti i pediatri di libera scelta della regione, e dice che non vuole in alcun modo non vogliono essere accomunati i pediatri ai medici che hanno annunciato scioperi informatici e ancor di più non vogliono essere considerati inadempienti in questo contesto pandemico. Insomma, si dichiarano sgomenti i pediatri per le dichiarazioni della regione, per il direttore generale della sanità veneta, e ricordano che le strutture pubbliche dopo 2 anni dall'inizio della pandemia riescono ad oggi ad eseguire soltanto 4 tamponi su 10. Insomma, se c'è qualcosa che non va, se non è ritenuto idoneo il numero di prestazioni eseguite dai pediatri, confrontiamoci, condividiamo i dati, verifichiamo le condizioni, monitoriamo come previsto dall'accordo regionale per i tamponi. Insomma, le polemiche sulla gestione della pandemia da parte delle strutture regionali della regione non si placano e continuano a riguardare pediatri di libera scelta, medici di base, eccetera. Altre polemiche, ma parliamo ora di politica. L'elezione del Presidente della Repubblica avrà e ha già degli strascichi all'interno del centrodestra che si è presentato diviso, ma anche all'interno della Lega. Sul Gazzettino di oggi il titolo: leghisti veneti in tumulto, Salvini ha ignorato tutti. Insomma, ci sono critiche per il mancato coinvolgimento, ci sarebbe una spaccatura con i presidenti delle regioni e ci sono giudizi estremamente duri sulla gestione quirinalizia. Sale la voglia, la richiesta di andare a congresso. Insomma, Zaia e Giorgetti erano pronti a votare Draghi e invece alla fine si è andati con Mattarella. Nessun confronto, snobbati dalle trattative. Continuano i litigi e probabilmente si prepara la guerra all'interno del partito di Matteo Salvini. L'ultima notizia del giorno riguarda invece Padova. Dopo aver fatto il giro del mondo, dal New York Times ai giornali giapponesi, il dibattito politico sull'inserimento della statua di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia
in Prato della Valle, torna questa sera a Padova. Se ne discuterà in Consiglio Comunale, è previsto questa sera appunto il voto, i proponenti si dichiarano ottimisti. Dopo l'approvazione ci sarà il dibattito su dove posizionarla. Un grande passo di civiltà. Sul Mattino di Padova di oggi l'articolo di Andrea Liberati. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 31 gennaio 2022, buona giornata a tutti.